Oggi mountain bike direzione Carso. Non so se mi toglierò gli occhiali perché, come si dice, alla sera leoni, alla mattina già sai. Risveglio muscolare, roba che neanche nei villaggi vacanze con Fiorello. Subito salita di Re di Puglia su asfalto, poi sinistra, fini discesa, un po' di saliscendi e adesso subito attacco al San Michele. Zona monumentale Monte San Michele. Via! Qua come sempre arrivo da sinistra. Questo è parte, fra l'altro, dell'Alpe Adria Trail. Se non fosse che siamo al 14%, qua all'ombra si sta anche bene come temperatura. Bello freschino. Col 50. Ultimo strappettino. Che panorama. Oggi stupendo,
primo discesino di giornata e primo lungo. Subito, quello rigido. Giù? Che lungo. Ragazzi, lunghissimo. Campionato mondiale universale dei lunghi. L'ho vinto col lungo là. Ah, ho visto una striccata. Sotto dentro. Ho visto una striccata. Era mia. Il tempo di una barrettina e siamo arrivati a Pachiasella. Adesso discesa e poi salita di nuovo. Oh. Discesa, arriviamo a zona Miccoli. Bene. Zona Miccoli. Fabrizio Miccoli. E si va. Altro discesino. Che non conosco, quindi vado un po' cauto. Che dubbio hai? Tanti. Sei sceso da 3 minuti, sei ancora qua. Vengo. Va bene. Considerato che mi stavo tuonando prima pedalata. Ah! Sentieri fantastici e dove trovarli? Un po' smossino. Sì, ciao. A few moments later. Ah! Che mai? Metti il piede! Lo zoccolo di Gnu. Quell'insenatura a forma di zoccolo di Gnu. Vicino al zoccolo come era come di Molfetta. Moffetta. No, lì sono passato.
Il problema sono gli scalini. Il problema sono gli scalini. Cazzo che mai. Metti il piede. Nello zoccolo di Gnu. Quell'insenatura. Vicino- Di zoccolo di Gnu. Vicino al zoccolo, come era il coso di Molfetta? Moffetta. Oggi giro comico, giro bello, con passaggini. Metti il piede in insenatura a forma di becco di moffetta. E come per magia siamo tornati su quel segmento che mi piace sempre, sia in salita che in discesa, quello con la discesa con i tornanti, dove vado sempre lungo. Ci proviamo anche oggi. Bevutina. Strettina le scarpe. Guanti ci sono, occhiali ci sono. Si va. Ho preso paura. Come sono atterrato ho visto che hai piantato i freni, ho detto che cazzo. Guarda che fa come le scarpe. Leclerc Vettel, l'impredestinato. Nuovi. Scodatina. Imposta largo. Herbig lo studia. Continua la bagarre anche sul piano. Attenzione, lo studia. Passarlo perché ci sono le pozzanghere, delicatino. Lo fucina, attenzione, allarga i gomiti, mi smasi. Piatto, bandera blu. Ciao. Grande bagarre in discesa. Grande bagarre. Vettel Leclerc in Stiria. In Stiria. Finale quasi scontato. Finale quasi scontato. Uscitina a cavallo fra il confine fra Italia e Slovenia. Giro bello, abbastanza alternato fra salita e discesa, con una trentina di chilometri e 600 di dislivello. Bello, non troppo caldo, ci stava, bel giro. Alla prossima. In questo video metterò un titolo clickbait tipo bagarre in discesa, diciamo così.
Magari. No, aspetta, mi sono dimenticato. Nota di servizio. Per deformazione professionale io vedo che guardate i video ma non vi siete iscritti al canale, che è gratis. Quindi dillo tu Iscrivetevi. al canale. Attivate anche la campanellina. Cliccate un po' a caso.